Buongiorno a tutti, mi presento, sono il professor Franco Grego, direttore della unità operativa di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera e professore ordinario dell'Università di Padova. Domani prende il via la 7ª edizione del VIP, Vascular International Padua Congress. È un congresso che è iniziato nel 2012, ha una caratteristica della biennalità ed raggruppa un gruppo di chirurghi vascolari provenienti da tutto il mondo, dall'Europa, dagli Stati Uniti d'America, dall'Asia, dall'Africa, dall'Australia, che scambiano tra di loro le conoscenze nel settore della chirurgia vascolare. La chirurgia vascolare ha una evoluzione molto importante, negli ultimi tempi abbiamo assistito a un cambiamento radicale nei trattamenti chirurgici delle patologie arteriose e questo è uno degli campi di discussione e di studio che verranno sviluppati nel congresso domani. Il congresso è associato ad un altro evento molto importante che è il VREM, Vascular Resident Meeting, che è l'evento organizzato dagli specializzandi della Scuola di Specializzazione di Chirurgia Vascolare di Padova per tutti gli specializzandi di tutte le scuole italiane di chirurgia vascolare. È un evento che oggi è alla 4ª edizione, la prima fu nel 2021, ed è unico in Italia perché non ci sono altri esempi di congressi organizzati totalmente dagli specializzandi e dedicati totalmente agli specializzandi, con i tutor anziani che non vanno sul palco ma stanno in platea a stimolare la discussione e ovviamente a garantire che quello che viene detto corrisponda alla normale pratica, che non ci siano quindi degli errori. La importanza di questi eventi è che porta a Padova la centralità della chirurgia vascolare, direi italiana sicuramente, ma anche europea. Le novità in questo evento che comincia domani e finirà venerdì 13 sta nel fatto che l'organizzazione del programma scientifico vede il connubio tra esperti chirurghi vascolari ormai navigati e giovani chirurghi vascolari che sono in formazione, dando a loro l'opportunità di poter dialogare, interloquire, chiedere informazioni, stabilire contatti con i più grossi centri di chirurgia vascolare nel mondo. Questo dà a loro l'opportunità anche di sviluppare collaborazioni che potrebbero anche sfociare in periodi di studio presso altri paesi, presso altre nazioni. Inoltre i giovani hanno un loro programma scientifico che sarà sviluppato prevalentemente domani, ma nelle giornate di giovedì e venerdì il loro programma scientifico è parte integrante del programma scientifico del VIP. Quindi non c'è una differenziazione, ma c'è una vera condivisione nel programma scientifico tra le due componenti, quella degli esperti, diciamoci così, e quella dei giovani. In più avremo delle dirette dalla sala operatoria ibrida alla sala del congresso, che è il Centro Culturale San Gaetano di Padova, con degli interventi che verranno condotti dagli stessi specializzandi, ovviamente sotto la guida del tutor esperto che aiuterà lo specializzando nella procedura chirurgica, come è previsto dal nostro ordinamento. La scuola padovana di chirurgia vascolare, devo dire, ha avuto molti riconoscimenti negli ultimi anni a livello europeo e a livello internazionale. Ho avuto l'onore di essere presidente della Società Europea di Chirurgia Vascolare, chirurgia cardiovascolare, sono attualmente presidente della Società Italiana di Chirurgia Vascolare. I miei collaboratori più giovani sono rientrati domenica sera dal congresso americano della Società
Americana di Chirurgia Vascolare, riportando premi per le loro presentazioni. Quindi c'è un grande riconoscimento a livello internazionale per quello che stiamo facendo. Siamo inseriti in studi, in trial con procedure innovative nell'ambito della chirurgia aortica complessa, dove i miei collaboratori, il professor Antonello, il professor Piazza, il professor Squizzato e tutti gli altri sono ovviamente le nostre punte di diamante che vanno all'estero a portare le esperienze che la scuola padovana sta sviluppando. Tutto questo è possibile attraverso l'aiuto che otteniamo da una parte ovviamente dalla componente universitaria e dall'altra dalla componente ospedaliera, perché è proprio la fusione dei due enti che ci permette di trovarci nelle condizioni migliori per poter sviluppare idee nuove, nuovi studi e ottenere risultati che sono sempre tutti finalizzati per il bene dei nostri pazienti. Grazie.